Rieccoci amici, ben ritrovati con Venezia che passione, puntata nuova, siamo alla quarta, oramai ci troviamo a Venezia Centro Storico e siamo in un posto magico, suggestivo, pittoresco, originale al tempo stesso, la libreria Acqua Alta, tante storie da raccontare, andiamo a sentire quali e soprattutto perché ce ne sono davvero di gustose e ricche, andiamo su, seguiteci. E adesso qui alla libreria Acqua Alta, Venezia Centro Storico con Venezia che passione, è il momento di presentare un ospite e che ospite, anzi è un amico, non è un ospite, è un amico e un collega e chi meglio di lui ci può parlare della venezianità proprio qui a Venezia, che riguarda non soltanto Venezia ma tutto il Veneto, esportato non solo in Italia ma in tutto il mondo. Alberto Tosofei, lo ricordiamo, scrittore e saggista. Alberto, ben trovato, ciao, grazie di aver accettato il nostro... Grazie a voi dell'invito. Ma grazie a te Alberto, è sempre bello e piacevole rivederti e ascoltare le tue storie. Allora Alberto, noi siamo qui alla libreria Acqua Alta, perciò approfittiamo dell'occasione per parlare di libri, di stampa veneziana. Ma come ebbe inizio tutto questo qua a Venezia? Allora, è una storia bella, è una storia lontana. Sì. E oggi il mondo parla veneziano in qualche modo. Anche agli altri parliamo veneziano. Esatto, è abbastanza noto come diverse parole della lingua veneziana si trasferiscono poi non solo all'italiano ma anche in altre lingue. Lazzaretto, ghetto, ciao, il ciao e così via. Sono Sciava, dicevano le donne che servivano. Si sa un po' meno che il mondo scrive in veneziano, perché anche oggi quando chiunque di noi mandi un messaggio su WhatsApp, scrive un post su Instagram e usa il punto e virgola, l'apostrofo, l'accento, scrive come i veneziani hanno inteso utilizzare la punteggiatura fin dalla fine del 400, nel senso che la punteggiatura già esisteva, a parte il punto e virgola che viene inventato a Venezia, ma viene messa a punto, scusate il gioco di parole, qui a Venezia con la nascita proprio di Venezia come capitale mondiale del libro. Incredibile, siamo stati maestri anche in questo, in lingua veneziana, vero? Ma non solo, andiamo avanti, perché chi inventa la stampa è noto, è Johannes Gutenberg, che non fa certo il tipografo, perché è il primo tipografo della storia, lo diventa da quel momento in poi, ma finisce in rovina, nel senso che lui questa sua invenzione non riesce a trasmetterla, no? Si tiene le sue Bibbie, le prime Bibbie pubblicate a caratteri mobili, in magazzino perché non riesce a trasmettere l'importanza di ciò che ha inventato. A Venezia invece sono molto più abili a far diventare ogni intuizione un business. E ecco che appunto fin dalla fine del 400 e per tutto il 500 a Venezia non solo si pubblica, ma si stampano almeno la metà, forse più della metà, di tutti i libri pubblicati in Europa in quell'intero secolo. Mamma mia. Ora è sono chiaro, numeri grandi. Parliamo di numeri grandi. Insomma, diciamo, teniamoci stretti, diciamo centinaia di migliaia di copie, però insomma è molto probabile che si parli di milioni di copie complessivamente. Solo nelle mercerie c'erano 43 librai, quindi era proprio la capitale del libro. La capitale del libro. I veneziani sì, sono gente di cultura, ma lo facevano soprattutto per vile denaro, nel senso che è business. E quello del libro diventa un grande affare. E qui vengono messe a punto, come già vi accennavo, non solo la punteggiatura, ma per esempio viene finalizzato il libro tascabile. I primi libri sono molto grandi, no? E invece a Venezia si formalizza un formato di libro in ottavo che è più comodo da portare. Padre per antonomasia della stampa a Venezia è Aldo Manuzio, grande, che non era veneziano, no? Ma a Venezia trova modo d'adozione. Ma trova modo di applicare le sue intuizioni, le sue idee, perché Venezia fu grande poi in questo, no? Dando la possibilità a chi aveva buone idee di metterle in pratica e per esempio anche grazie a Manuzio noi abbiamo il corsivo.
Aldo Manuzio chiama Griffo, che è un bolognese, si fa disegnare questo carattere lievemente inclinato ed ecco perché lo fa, perché Esebeo sì, è sicuramente elegante, ma pubblicando in corsivo, occupa meno spazio nelle pagine e quindi consuma meno carta, e la carta era chiaramente un bene primario, essenziale e molto costoso. Preziosissimo, mamma mia. Ma anche per questo in tutti i computer del mondo il corsivo si chiama Italic, perché viene inventato certo in Italia, ma soprattutto a Venezia. A Venezia si pubblicano diversi primi libri, il primo libro in cirillico, probabilmente il primo in glagolitico, il primo libro in armeno, ma anche testi fondamentali come per esempio il primo Talmud nel 1524. Il Talmud è un rotolo, quindi grazie anche agli ebrei del ghetto, chiaramente ai rabbini, si decide una paginazione. No? Perché va ridotto in pagine, da rotolo deve diventare un libro. La prima paginazione veneziana è quella che ancora oggi compare, essendo un testo sacro e inviolabile, la prima paginazione veneziana è quella che ancora oggi compare su tutti i Talmud del mondo. Qualche anno più tardi, 1538, il primo Corano a caratteri mobili della storia. Noi ne abbiamo una copia che è conosciuta al mondo, che è conservata qua a Venezia, gelosamente, nella biblioteca dei padri di San Francesco della Vigna. Del San Francesco della Vigna, dove sono nato io, tra l'altro, dove sono nato e cresciuto, grande parrocchia, soprattutto grande punto di Venezia, incrocio di civiltà, diciamo, nella storia, incrocio di civiltà grande. E quindi ci ha illuminato. E quindi grandissime primogeniture, non solo, direi di chiudere questa parentesi legata alla stampa, il primo libro al mondo e nella storia in cui compare la chiocciola, che oggi tanto usiamo, la chiocciola, esattamente, è del 1502. Pensate, la chiocciola non è un elemento di modernità, per quanto noi la usiamo più volte al giorno, ma è un simbolo medievale inventato in Toscana, che i veneziani presero, era una unità di misura, si chiamava anfora, che diventa poi anche unità di comparazione, ma tutte queste chioccioline compaiono in un libro del 1502 che è una tariffa dei pesi e delle misure, appunto, di Bartolomeo Pasi, che illustrando i vari porti del Mediterraneo scrive: qua attiga questo e attiga queo, e troviamo tutte queste chioccioline di 500 anni fa. Intanto qui alla libreria Acqua Alta siamo arrivati quasi al termine del nostro appuntamento con Venezia che Passione, però dobbiamo innanzitutto ringraziare due persone che ci hanno concesso questa visita e ci hanno ospitato gentilmente con grande disponibilità. La nostra Diana Zanda, che è la direttrice della libreria Acqua Alta, e Lino Frizzo, che è invece il titolare. Ma siamo qui con Diana adesso. Diana, ben trovata, grazie. Buongiorno a voi. Grazie Diana. Allora, senti, noi ci chiedevamo ovviamente, appena siamo entrati qui in questa magnifica, suggestiva, pittoresca ed insolita libreria, cos'è che attrae così tanto la persona che può essere il veneziano, il veneto, l'italiano, ma anche da tutto il mondo vengono qui per vedere libri, stampe d'epoca, dai gialli ai fumetti, ai dischi 45 giri, i vinili degli anni 80 e tante altre cose. Perché, Diana? Perché? Si differenzia tendenzialmente da una libreria canonica un po' per l'ambientazione, che è piuttosto suggestiva. Non è una classica libreria appartenente a qualche grossa catena, di conseguenza il clima che si respira è quasi familiare, è piuttosto intimo. Gli arredi peraltro sono abbastanza peculiari, visto che, come potete vedere anche dietro di noi, ci sono queste barche che aiutano a proteggere i libri dai periodi delle arti malee, e a tenerli anche a riparo un po' da quella che è l'umidità che inevitabilmente si respira qui a Venezia. L'umidità a Venezia che ne suga gli ossi, in lingua veneziana ne suga gli ossi. Proverbiale e veritiero anche, ovviamente. E poi naturalmente in molti sono incuriositi o attratti dal fatto che per l'appunto l'ambientazione piuttosto suggestiva che c'è qui dentro oramai spopola inevitabilmente su tutti i social. Di conseguenza la fama di questo posto è abbastanza internazionale, va a finire che la curiosità spinge le persone a venire a visitarla. Assolutamente, anche perché noi abbiamo visto nel nostro giro, nel nostro tour qua, spagnoli, francesi, americani, giapponesi, cinesi, da tutti i continenti, davvero impressionante.
Ecco, con Diana, la nostra direttrice qui alla libreria Acqua Alta, si parlava ovviamente di sfumature divertenti, sfumature simpatiche, ma c'è anche una cosa che riguarda momenti che sono stati nella storia drammatici, tragici, soprattutto per una Venezia delicata, una Venezia, una città molto assopita e soprattutto anche fragile da questo punto di vista, e ci riferiamo all'Acqua Granda. L'Acqua Granda, ovviamente da cui prende il nome la libreria, ossia la grande acqua che c'è stata nel 2019, Diana, che vi ha messo davvero a dura prova tutti voi e non solo, vero Diana? Sì, come tutto il resto della città siamo rimasti un po' costernati da quello che è successo. Siamo abituati alle maree, come tutti coloro che conoscono Venezia sappiamo che novembre è un mese deputato a quello. Il Mose non era ancora entrato in funzione, perciò dovevamo arrangiarci con le protezioni usuali utilizzate fino a quel momento. Purtroppo le previsioni sono state un po' più nefaste di quanto non fosse stato previsto in precedenza, e di conseguenza anche noi abbiamo un po' sofferto in quei paio di mesi a causa proprio di questa marea che sembrava volersi quasi un po' accanire contro Venezia in quell'inverno. Fantastico, ci hai illuminato davvero Alberto con tante storie, ma soprattutto con questa storia, e devo dire, a me Alberto Tosafei piace molto chiamarlo enciclopedia vivente. Ma Alberto, se abbiamo vivente, enciclopedia vivente, soprattutto vivente, ma anche enciclopedia. Ragazzi, io concluderei questo nostro intervento insieme ad Alberto Tosafei dicendo soltanto magari due chicche, due particolarità, due scrivizi, diciamo, due cose curiose, curiosità peculiari che riguardano magari due scrittori per eccellenza, uno esploratore come Marco Polo, due diversi periodi storici, perché Marco Polo, lo sappiamo, esploratore verso il 1200, e Giacomo Casanova, colui il bello che fece anche lo scrittore. Allora c'è questa cosa un po' divertente che dice che uno scrittore veneziano, per avere fortuna, deve andare in galera e scrivere in francese, perché tanto Marco Polo quanto Casanova maturarono le loro opere. Il primo, il più antico, Marco Polo, chiaramente in prigione a Genova, dettò le sue memorie a Rustichello da Pisa, che le trascrisse in francese. E Casanova invece scrisse in francese la storia della sua fuga dei piombi, che è la sua prima opera letteraria di successo, e lo fece in francese perché era la lingua corrente, diciamo, europea dell'epoca. Fantastico davvero. Io ringrazio Alberto Tosafei, cerco di rielaborare il tutto perché è fantastico, è veramente soprattutto istruttivo per tutti anche gli amici che stanno guardando, per tutti noi che stiamo guardando questa puntata e la stiamo vivendo qui alla libreria Acqua Alta. Io ringrazio Alberto Tosafei, scrittore e saggista. Grazie Alberto. Grazie a voi, e alla prossima sicuramente per presentare anche i tuoi libri alla prossima, assolutamente, le tue ultime uscite letterarie, le ultime tue fatiche. Grazie Alberto, alla prossima, grazie. E siamo arrivati anche alla conclusione di questa nostra puntata qui a Venezia con Venezia che Passione, direttamente dalla libreria Acqua Alta. Salutiamo e ringraziamo tutto lo staff, l'equipe della libreria Acqua Alta che ci ha ospitato, è stato davvero divertente e soprattutto esaustivo, è anche una cosa in cui abbiamo imparato moltissimo, e ringraziamo tutti gli ospiti che sono intervenuti. Ma prima di lasciarci e darci appuntamento alla prossima puntata con Venezia che Passione, i versi poetici in libertà del vostro Enzo Savarese. Eccoli qua, immancabili. Sentite qua. E a libreria Acqua Alta, e a Sena Zoia Granda, i che va tutti, putei, grandi e grandesei, i riva da tutte le parti, e par comprar i puteeti, i svoda musina, coi soschetti. Ciao, alla prossima, piaciuta? Sì, dai, ciao, grazie mille per l'ascolto, ciao, un bacione.